Anche la parlamentare agrigentina del Partito Democratico Giovanna Iacono prende posizione su quanto successo ieri in città. Agrigento ha sede e le consorterie fanno affari, mentre i cittadini di Agrigento e della provincia fanno quotidianamente i conti con i rubinetti a secco, l'agricoltura è in ginocchio, i razionamenti sono sempre più frequenti, emergono verità che indignano, consorterie criminali, afferma la parlamentare del PD Giovanna Iacono, attraverso un sistema di appalti truccati si arricchiscono sulla pelle di un territorio allo estremo. L'inchiesta che ha portato oggi a diversi arresti per avere pilotato gli appalti legati alla manutenzione della rete idrica rappresenta l'ennesima prova di come i diritti e i beni comuni nel nostro territorio siano stati trasformati in moneta di scambio tra malaffare, corruzione e interessi politici silenziosi. Mentre la provincia, continua la parlamentare agrigentina Iacono, soffre una rete oscura di potere, continua a spartirsi i fondi destinati al futuro di tutti e di tutte. Si tratta di un attacco vergognoso non solo alla legalità ma alla dignità stessa delle cittadine e dei cittadini. Nel ringraziare la Procura della Repubblica di Agrigento e gli organismi inquirenti per l'attività finora svolta, auspico, conclude Giovanna Iacono del PD, un movimento intervento deciso da parte delle istituzioni con un controllo capillare sugli appalti pubblici e sulla gestione politica e amministrativa delle nostre comunità al fine di impedire il perpetuarsi dello scempio dei nostri territori.